Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Oggi nel settimo episodio in teoria. Sì, forse era il settimo. Sì, forse il settimo, poi vedrete dal titolo semmai ragazzi. Comunque, oggi sto facendo questo video in particolare perché è successo questo. Non ho la clip purtroppo ragazzi, però ho visto l'emergenza tornado comunque. Io ero scappato in casa qua. Avevo messo via i mezzi, avevo guardato che i balloni erano tutti sotto. E com'è che si dice? E ho scoperto, cioè, praticamente appena ho visto che è arrivato il tornado, mandando avanti un attimo il tempo con Ctrl Alt K così, mi sono preso un infarto perché il tornado è spawnato letteralmente qui. Sì, letteralmente qui dove avevo messo 2 o 3 alberi di quelli fini e qua. E mi ha mangiato 2 alberi del giardino. E almeno le siepi sono a posto. Sì, mi ha mangiato 2 alberi del giardino. E anche questo mi ha mangiato, mi sa, di fatti. E niente, sì. Mi ha fatto questo, purtroppo, ragazzi. Quindi... sì. Oggi andremo a sistemare questo danno che ci ha fatto il tornado. Quindi io stavo già pensando a una cosa. Invece di noleggiare solo il Volvo, stavo già pensando di prendere magari il Landini con il mulettino qua che c'è attaccato dietro. E andare a far giù gli alberi quelli più interni in casa. Perché ragazzi non ci si passa. Fate conto che non ci si passa con il camion a lato. Quindi mi sono detto, proviamo a fare una roba diversa. Mi sono detto, proviamo a far giù quegli alberi là e metterli più vicino, così poi questo qua sì e questi altri due segnali qua li prendiamo e li segnali, sì, questi due alberi qua li prendiamo e li mettiamo da una parte. Guarda, facciamo così. E adesso questo tocca batterla al piede. Eh sì. Tocca farla giù al piede. Magari guardiamo di farla giù, che vada giù. Sì, stavo guardando di buttarla giù nel punto giusto. Wow, ci ho preso. Ah. Beh, ha fatto il suo sto tornado, direi. Mi ha procurato giusto 2 o 3 danni.
Aspetta, Perché non me le fai sparire queste qua? Maledetto. Ok. No, perché così io il tronco non lo voglio macinare con la Lumberjack, ragazzi, perché voglio venire qua col fresaceppi. Oh, e dai. Non ci pigliamo per il culo, dai. Oh là. Allora, adesso stavo pensando, magari lo facciamo in... Facciamo pezzi da 2 metri, dai. Metri. Sì, c'ho la measure mod, ragazzi. Per chi non... per chi stesse domandando come faccio a avere quell'icona lì. C'ho la measure mod. E qua vengono fuori 2 quello lì, a posto. Adesso il muletto lo caliamo. Lo metto in folle. E ora facciamo così. Ce la farà Landini? Sì, al pelo forse. O ce la fa? No, no, dai, ce la fa abbastanza bene. Adesso li portiamo fuori. Pian pianetto. O se no, aspetta, senza portarli fuori. Cioè, senza passare ogni volta da qua. Potrei fare direttamente così. Pianetto, senza magari saltare sulla casa e niente, perché qua c'è il funghetto, c'è la lampada. E allora mi tocca andare un attimo avanti e fare così. Non così. Sì, vabbè. Fate finta che non avete visto niente, ragazzi. Questi li scarico qua da una parte. Fuori dai maroni. Così dopo arrivo col camion e me li carico. Dato che dopo prendo a noleggio il camion garantito. Perché a meno che non mi metto a caricare ogni robetta manualmente, non penso proprio. Ve lo dico subito, no.
non lo farei manco morto. Perché ci metterei 20 anni proprio fisicamente, non per tempi, non per esigenze video, Quello è l'ultimo dei miei problemi. Quello è l'ultimo dei miei problemi, ragazzi, lo sapete bene. Più che altro per il tempo fisico. Beh, dai. Questo magari me lo ha... Eccola, così ci vedo qualcosa. Una sega adesso perché devo andare avanti. Lasciami le lente come gamme. Oh là. Facciamo finta che li sto facendo rotolare. Dai, facciamo finta che li sto facendo rotolare, altrimenti non ce la caviamo più, ragazzi. Ci passo al pelo. E questo è andato adesso. Quasi quasi. Già che ho il muletto e il trattore così. Io farei giù questo qua. E gli altri poi ci arrivo direttamente con la gru del Volvo. Muovendomi un attimo ci arrivo. Quindi non lo facciamo giù in acqua, lo facciamo giù verso di qua. Assolutamente. Giusto così. 10 metri. Cade. Non andare in acqua, bravo. Questo potrei provare a fare una cosa magari, senza fare tanti tocchetti, perché qua dovevo farlo, cioè non ci passavo neanche morto. Qua potrei fare partendo da qua facciamo no, aspetta, fermo. Partendo da qua me lo rilevi o non me lo rilevi? Forse così me lo rileva, aspettate. Sì. Se facciamo così più o meno una metà. E lo muoviamo direttamente noi. Forse ce la caviamo. Mamma, su che posto che sono andato a infognarmi però anch'io, Ok. Giù. Poi là. Ok. Mi metto a fare una mano pure di andare in acqua.
Diciamo che va bene così. Oddio. Aspettate. Quant'è? 14 quintali. Ah, ok, no, cazzo. C'ho anche le zavorre dietro, figa. Ehi là. Buonanotte, ci ho provato. Io ci riprovo nel dubbio, eh. Allora, ce la facciamo, ma al pelo, secondo me. E dico pelo andando via i 3 all'ora, ragazzi. Proprio retro, primino, lentissimi. Altrimenti, ciao. Ciao, nonni. Ciao, ciao, nonni. Boh, e lo molliamo qua. Eccolo, eccolo che si alza. Mamma che pelo. Boh. Non sto neanche accelerando, ragazzi, proprio per questo sto tenendo... piano piano, sto andando pian piano proprio perché qua fa una manovra sbagliata, finisci in acqua diretto. Come adesso che ho tocciato le ruote in acqua e ho fatto una mezza merdata. Una mezza perché è risolvibile. Oh, una bella sbarbata e via. Uè, fermo lì. Ah, prendere il... Ah, ho capito l'inculata. Però io sono furbo come un pesce gatto al forno. Adesso sono furbo come un pesce gatto al forno. Perché c'ho da fare la schivanella come un bastardo adesso. Boh, e questo lo scarichiamo qua. Ho detto lo scarichiamo magari. No, ecco, grazie. Adesso ragazzi noi prendiamo e usciamo da qua.
Ho avuto anche abbastanza culo nella sfortuna, se vogliamo chiamarlo così, ragazzi. Perché il tornado... Cioè, pare che l'abbia fatto apposta, ma... Qua è casa mia. No. Mentre qua è dove è passato. Qui è passato ed è passato a casa mia ed è spawnato, basta. Boh, non lo so. Ora andiamo a noleggiare il Raidler. Ok, che spavento. Dicevo, sì, andiamo a noleggiare il Raidler Fahrzeug. Io però non sono buono di vederlo con i cerchioni cromati. Facca boia. Basta ragazzi, no. Fermo, no rimorchio agricolo. Targa da orco. Targa da camion, quella nuova. Questa qua. Eh sì, è targa sua. Noleggio, orco, Giuda. Vabbè, tocca però ragazzi. Allora, qua mi conviene fare una roba del genere adesso, ragazzi, qua conviene. Qua apriamo 4 frecce. Cazzo. Vabbè, si vedono davanti. Adesso aspetta un attimo che ho sbagliato. Ok. Ok, adesso ok. Mi andava in confusione il cambio che ho portato, pazienza ragazzi. No, per quanto... Porco Giuda. Non ci arrivo per uno sputo per davvero. Qua sarebbe, se la fisica del gioco fosse fatta un attimo meglio, sarebbe da lanciare la pinza. Lanciare la sninsa dall'altra parte dell'albero. Da prendere al contrario, ma qua... Silenzio. Ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Cazzo. Sarebbe da riuscire a lanciare la pinza che prenda l'albero dall'altra parte. Cioè che prenda l'albero per cosa? Ma non è fattibile. Quindi io vi dico... Oddio. Si sta pagando tutto, ok? Quindi io vi dico facciamo così.
E ci avviciniamo e basta. No, non voglio neanche guardare, no, non voglio neanche guardare, mi viene male solo a pensarci, ragazzi. Ok. Qua ci arriviamo abbastanza tranquilli. No, un cazzo abbastanza tranquilli. Ci arriviamo al pelo anche qua. Però facciamo... Noi siamo furbi, facciamo così. No, un cazzo. Così non mi prendi una sega. Mamma che fastidio essere talmente al pelo da manco arrivare di là. Ok, così me l'ha preso. Ora gli diamo un taglio. Adesso vi starete domandando perché l'ho fatto. L'ho fatto perché buttarlo giù di là, poi mi toccava tornare col trattore qua e non volevo far segni e segnacci. Buttarlo giù di lì spaccavo la siepe e buttarlo giù di qua ci cavo l'altro ciliegio. Quindi ora, con tutta la gentilezza del mondo, piano, stando anche attenti ai cazzo di cavi, ora noi molto piano, senza fare danni, lo adagiamo di là. Eccolo là. Ora me lo prendi, ecco qua come Dio comanda. Mi ritiro la prolunga pian piano, che non arriviamo a zero. Piano piano, anche essendo al limite della portata, me lo avvicini là. Così lo prendo giusto centrato. Eccolo. No, una sega, ho sbagliato, ragazzi. Lo dovevo prendere più in qua. Eccolo là. Ora è più o meno bilanciato. Qua su sto camion ci stanno pezzi da 5 metri, però già quelli li ero fatti da 2, 4. Sì, allora li facciamo anche qua da pezzi da 4 metri e via. Che pelo abbiamo fatto i cavi? Un pelo abbastanza pelo. Ora, quello lì l'abbiamo levato dalle balle. E fin qua ci siamo. Ora eccolo là, finché lui ci dispiega quasi quasi fare giù questi 2 alberi. Questo posso tranquillamente far giù qua così. Mentre ciao gatto. C'ho il gatto che dorme in camera mia. Niente, ragazzi. E adesso, senza tirare giù il nido, la cicogna che ha fatto il nido lì. Questi da quanto è che sono? Da 4,7 a 4,7. Ok, dopo ne faccio da 2. Vabbè. Io direi, se mi riesce,
No, aspettate. Questo... là. Questo me lo molli là. Questo me lo avvicini. Così. E adesso se qua ci arriviamo, ma in teoria ci arriviamo, e anche molto bene, sono contento di questo. Eccolo là, qua chiudiamo tutta la pinza. E adesso l'ho pinzato proprio perché a batterla in là non ci arrivavo, o comunque ci arrivava il filo, quindi preferisco fare la roba in sicurezza. E adesso noi lo facciamo giù e lo facciamo cadere. Vabbè che lo facciamo cadere noi, perché più in su di così abbiamo visto che non si fa. Così non ce la caviamo. Potrei lasciarlo cadere così. Aspettate, lo trascino un attimo e lo faccio mollare di là. Ottimo, direi. Così adesso ci arrivo anche, ragazzi. Meglio di così. Poi là. Poi là, piano. Piano, piano. Piano, Oh là, ok, a posto. E adesso tocca fare le da 2. Tutti i tocchettini da 2 li mettiamo sul camion. Assolutamente. Quindi measure alla mano o al punto, come si dice, e facciamo 2. Qua facciamo 2 e l'altro, vabbè. Me lo prendi da qua gentilmente. Oro. Qua che rimane. E ora questi qua li devo far giù in tanti tocchettini. Tutte manzardine, ya. Cheat fantozzi. Scusa, cheat, altrimenti ci arrabbiamo. Tutte manzardine. Facciamo, abbiamo detto 2. Tutti i tocchetti da 2. Quanto è comoda la Measure Mod. Specialmente per chi vuole fare legna con la sega, legna in piccolo, con questi lavoretti qua. 2. E anche qua facciamo 2, il resto carichiamo. Ottimo. 2. Anzi no, aspettate, lo parto a tagliare da qua, così almeno la punta lì si salta via. Cioè, così non mi rimane poi un ciccio qua. Un ciccio, una fetta, dai, un paniere qua.
2. Sì, beh, giusto. Due. Sì, 2, il resto rimane. Ottimo! A dir poco ottimo. Ah, da quanto li ho tagliati bene li posso direttamente caricare a 2.12. Cioè, se magari non tiro in giù il palo. Voi dove andate lì? Voi due venite con me. Cos'è tutta sta folla qua? Guarda, Ok che sono bravo con le gru, ma non voglio neanche troppi paparazzi. Ma se ti sto... Cos'hai da sminchia? Ecco. Poi ragazzi, farmi è un bel gioco, però mi fa incazzare perché ogni tanto molli il tronco bene e si sminchia così. E a me viene a dire, ma che cazzo, se ti ho mollato bene, cos'hai da sminchiarti così? Sei una... invece di una pinta sei una slinchia. Sei una sninsa. Vai. E adesso questi li metto a pari. Li pinzo e li porto su. No, il palo.